17 km da Cagliari, circa 7.000 abitanti, e un'offerta che spazia tra mare, arte e soprattutto risorse agricole. Benvenuti a Mara Calagonis, che oggi scommette soprattutto sul suo patrimonio enogastronomico e a due prodotti della sua gastronomia, della sua terra, il pane e il pomodoro. È dedicata alla sagra che vi presentiamo oggi, la sagra de Suvani e de Sa Tomata. Benvenuti a Mara Calagonis. Il cuore della festa, il cuore della sagra è però qui, in questa casa che vedete alle nostre spalle. Si chiama non a caso Sugoru e Mara. Qui potete ammirare le donne che impastano, preparano il pane, lo cuociono e poi preparano le bruschette che vengono offerte ai visitatori, le bruschette vera anima della sagra. Con il sindaco di Mara Calagonis, Mario Fadda, parliamo appunto di questa vostra creatura, di questa vostra sagra. Celebrate oggi, in questi giorni meglio, il secondo compleanno. Questa sagra nasce da quale idea, da quale obiettivo? Ma questa sagra è la seconda edizione, è partita l'anno scorso, un'iniziativa sempre di una sola giornata, se non ricordo male. Quest'anno la sagra l'abbiamo riproposto per il secondo anno con 2 giornate, concentrata appunto sull'esposizione, sulla produzione soprattutto del pomodoro e di tutti gli altri prodotti agricoli di questo territorio. L'idea è valorizzare i nostri prodotti agricoli, rilanciare un po' questa economia e creare, se possibile, un marketing per poter appunto aiutare i nostri produttori. Voi avete moltissime frazioni sul mare, però avete deciso di puntare anche su prodotti tra virgolette poveri della terra e della vostra tradizione. Quindi turismo vuol dire anche questo, anche riscoprire ciò che c'è nell'entroterra. Sì, voi tutti sapete che abbiamo un comune con un'estensione altissima, territoriale, insomma parliamo di 101 km², che va dal mare alla montagna. È chiaro che è finalizzato anche al fatto di poter portare i nostri prodotti anche nelle zone turistiche, che comunque non sono vicine al nostro paese, sono a 17-18 km da qui, ma dove naturalmente può svilupparsi un mercato abbastanza interessante, soprattutto per un periodo abbastanza lungo d'estate, dove i nostri prodotti possono essere i prodotti di nicchia che i turisti che vengono possono apprezzare. E naturalmente non solo per i turisti, ma per tutte le attività che sono lì, dai villaggi turistici ai bed and breakfast e anche altre attività che potrebbero portare i nostri prodotti all'uso e consumo dei turisti che vengono. Quindi per noi questo è importante, ed è importante perché oltre a questo noi abbiamo legato a questa manifestazione anche 2 interventi che sono in corso. Uno è il mercato del contadino, che sta per essere inaugurato qui a Mara, dove abbiamo realizzato dei 5-6 box attrezzati di tutto, dove metteremo a disposizione appunto dei nostri imprenditori agricoli, soprattutto i coltivatori diretti, regolamenti iscritti. Stiamo solo definendo il regolamento, dove potranno rimanere intere giornate aperte e produrre, portare all'attenzione di chi vuole acquistare i nostri prodotti. Questo è importante. E più l'altra importante cosa che secondo noi stiamo portando avanti, sul quale chiediamo, è il marchio Decco che abbiamo appena creato come amministrazione comunale, e che quindi questo marchio ci permetterà inizialmente con piccoli prodotti di rilanciare e di fare marketing sul mercato. Naturalmente
I prodotti devono avere le condizioni giuste per essere inseriti in questo marchio, devono essere posizioni locali, devono essere coltivati in questo territorio e possibilmente devono avere anche origine da quesro territorio. I turisti che arrivano per questa sagra apprezzano i vostri prodotti, cosa dicono? Ma ieri sera abbiamo inaugurato la mostra, c'era tantissima gente, abbiamo anche fatto il primo convegno appunto spiegando quali erano le ragioni della Deco, c'è stato un afflusso molto importante, io ho sentito ieri sera ma anche stamattina i nostri produttori che adesso stanno preparandosi per la riapertura, erano tutti molto soddisfatti, hanno lavorato anche bene, i turisti hanno apprezzato, non solo i turisti ma anche i cittadini della Sardegna, da Cagliari e dei paesi limitrofi, quindi li vedo felici, contenti e quindi per noi questo è sicuramente un motivo di orgoglio e ci convince che la scelta dell'amministrazione comunale è una scelta giusta sulla quale dobbiamo puntare in un momento di difficoltà, credo che sia una cosa importante. A Basilio Fargi, presidente della commissione Deco, chiediamo di spiegarci appunto che cosa significa la sigla Deco e quali sono gli obiettivi di questa iniziativa del Comune. Sì. Allora, Deco sta per denominazione comunale di origine, è un marchio territoriale, cioè non ha un valore europeo, però l'idea è quella di iniziare a fare in modo che il Comune, in questo caso il nostro Comune, sponsorizzi sui prodotti. Stiamo individuando almeno 2 prodotti, uno sarà il pomodoro, partiamo con il pomodoro di Mara, conosciuto sia da anni come prodotto di qualità, conosciuto in tutto il Campidano come prodotto di qualità, e l'idea è quella di valorizzarlo nuovamente, rimetterlo nel mercato, riprendere le caratteristiche che aveva questo pomodoro, la sapidità soprattutto, perché è un sapore salino, dovuto al terreno chiaramente, e riprendere nuovamente la commercializzazione con un marchio del prodotto. Deco viene utilizzato soprattutto dai comuni del sud Italia, in Puglia soprattutto. È un'idea nata circa 50 anni fa da veronesi e si cerca di mettere su le peculiarità, le particolarità che la cucina ha per quanto ci riguarda il nostro paese. Mi ridà 2 numeri, 2 cifre per come dire, sottolineare l'importanza di questo comparto nel vostro territorio? Quanti produttori sono coinvolti? Quanti hanno già risposto con entusiasmo alla vostra proposta di adesione alla Deco? Allora, circa 50-70 produttori ci sono a Mara, alcuni chiaramente lo fanno per hobby, però la maggior parte ci vivono su questi prodotti. Saranno una cinquantina di ettari, penso, non di più. Ieri abbiamo fatto un convegno sulla Deco che ha visto la partecipazione quasi di tutti i produttori, quindi l'interesse c'è stato. Questo a noi ci carica positivamente, perché vediamo che
questo contenitore adesso è ancora vuoto perché il comune ha aderito, ha fatto il regolamento per la Deco, adesso dobbiamo riempirlo con i prodotti stessi, ecco. Però ho visto che la gente è venuta a partecipare al convegno ieri. La signora Rita Macia, che io ho definito artista del pane, adesso mi deve spiegare tutte le varie fasi che portano alla creazione di questo pane meraviglioso, dalla scelta delle farine alla fase dell'impastamento e quindi della cottura. Allora, iniziamo la farina, noi lavoriamo il pane, impastiamo il pane con la semola fine. Per quanto riguarda Sugokoi, per quanto riguarda l'infarinato che è da questa parte, mettiamo semola e scete drigu, che è la farina più scura, non è la farina bianca. Niente, qua impastiamo con un impasto un po' molto umido e duro, no, non si dice duro, consistente. Riposa quanto prima che voi iniziate a lavorarlo? Allora, tra lavorazione e impasto, lavorazione un'oretta buona, perché ci vuole il tempo poi di lavorarlo, lasciarlo riposare, perché si lavora in un paio di fasi, in 3 fasi, si impasta, si porta giù nel tavolo. Per intenderci, la fase che stiamo vedendo dalla sua collega è la seconda. Questa è la seconda, questo è l'impasto. Io qua impasto con acqua e sale e lievito madre, lievito sadru, noi lo chiamiamo. Fondamentale questo, il lievito madre, solo lievito madre. Fondamentale, perché il lievito di birra è una cosa che magari forse è venuta dopo, però il lievito madre è la cosa fondamentale. Dopodiché questo io lo porto qua nel tavolo e si inizia la lavorazione, questa lavorazione si chiama chueji. Questo per quanto riguarda Sugokoi, questo si lavora in un paio di volte perché adesso la signora si fermerà, si copre con il panno bianco e si fa riposare. Per quanto? Per un paio di minuti, giusto il tempo di assorbire l'acqua che aveva, quindi di prendere un'altra consistenza alla pasta, vero Barbara? Poi voi si riprende, si rilavora di nuovo, sino a che la pasta deve essere bella morbida, quasi calda, è abbastanza liscia, da lì si capisce che l'hai lavorato bene. Voi date diverse forme però poi al pane che lavorate. Allora, questa per noi è sagorronetta, questo per noi è subisidio. Poi se mi aspetta io gli faccio sadunda, gliela dimostro come la lavoro. Si schiaccia bene perché se è troppo grossa la pasta poi si inizia a tagliare. Il taglio deve essere di sbiecco. E si porta al centro. E si porta al centro. Tutti gli spicchi si portano al centro. Sempre tagliato di sbiecco. Ci dovrebbero essere 5 petali, ecco. Questo si stringe bene. Si gira al contrario, si danno una bella forma alle punte, si bagna poco qua e adesso lo decoriamo. Questo era il pane prediletto che portavano i contadini in campagna quando restavano un paio di giorni. E poi va in forno per quanto tempo? Se ha un peso di circa 1 chilo, un'oretta. Forno rigorosamente a legna.
Allora, scusate se vi disturbiamo, qui siamo in una postazione che vi serve per fare la pasta che si chiama? Istalarinus, che sono una pasta fatta soltanto con semola fine, sale e acqua. Praticamente è lo stesso impasto che le donne utilizzavano per fare i sculigionisi. I ritagli che rimanevano li rimpastavano, gli stendevano come la sfoglia dei sculigionisi e con sasarretta che è questa, automaticamente si facevano questa sorta di tagliatelle sarde, diciamo, sono ritagli. Con questo, ma non è necessario seguire particolari bordini, no? No, perché è proprio una cosa veloce, rimaneva la pasta, adesso la signora le farà vedere, proprio facile, vede? Non hanno forma, come vengono, anzi è proprio la loro caratteristica è proprio perché non hanno nessuna forma, cioè sono dei piccoli triangoli, delle piccole strisce. Questa pasta che utilizzate voi però non ha le stesse caratteristiche del pane? Assolutamente, perché non ha lievito, sovramento, questa è proprio una pasta per i sculigionisi. E si cucina come? Con pomodoro fresco, un sugo povero, pomodoro fresco, aglio, olio, sale, basilico, qualche foglia d'alloro e basta. L'olio buono, l'olio extravergine d'oliva e si butta in acqua bollente quando sono una galla? Acqua bollente, 2 minuti ed è pronto perché è sottilissima la sfoglia e poi il pecorino che non deve mai mancare e buon appetito a tutti, no? Grazie. Altro che pane e pomodoro, qui avete una vastissima gamma di prodotti eccezionali che lei, Ercole Alfredo, presidente della Proloco, adesso dovrà gestire e valorizzare, un bel impegno. Eh sì, abbastanza. Noi ne siamo contentissimi di questo perché Mara Calagonis produce, diciamo che anche come pomodori, come oliva, l'olio e tutti i prodotti dell'agricoltura e dunque sono contento che oggi sono stati esposti qui a Suoro de Mara per far conoscere alla gente che noi abbiamo questi prodotti. In occasione di questo, soprattutto per il pomodoro, perché è conosciuto su tutto il Campidano e noi ne siamo contenti di questo, ecco che oggi è una bellissima sagra di Suvani e Sadomata. Mi auguro che vengano numerose persone e si divertono con noi. Grazie. La Proloco dunque con lei riparte, ma punta anche su altri comparti, su altri prodotti? Con noi sta ripartendo la Proloco perché noi ci siamo appena che 6 mesi, è la seconda manifestazione che stiamo facendo come Panetomata e ci auguriamo di
continuare così anche con altre cose. Qual è la caratteristica principale del pomodoro di Mara Calagonis? Perché è così apprezzato in tutto il Campitano e in tutta la Sardegna? Perché è molto saporito soprattutto come pomodoro, anche come qualità. Samaresa. Per noi un piatto povero ma gustosissimo, con un po' di pecorino che adesso metterà Barbara. E questo è il piatto pronto da servire per gli ospiti. Hearts alive,